cosa ci fai in mezzo a tutta questa gente? Sei tu che vuoi, o in fin dei conti non ti frega niente, tanti ti cercano, spiazzati da una luce senza... Una giornata importante, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, questa 17ª giornata mondiale dedicata all'Alzheimer. Avete visto quanto sta facendo comunque il nostro territorio, poi anche un plauso credo vada insomma a questi amici dell'associazione Alzheimer qui a Sassari per quello che stanno facendo. Un plauso va a tutti, all'associazione Alzheimer a Sassari e anche altre che ci sono, ma a tutti coloro che si occupano di questo problema. Perché qua bisogna agire in sinergia per questa drammaticità, in sinergia la sanità con l'assistenza, con le politiche sociali, con gli operatori e con le professionalità che sono coinvolte in queste. Ecco, bisogna agire in sinergia per gestire al meglio questa problematica del XX secolo. Ascolti Assessore, parlando con il Presidente poi si parlava che lui diceva che ultimamente ci sono stati anche dei problemi, un po' che si stanno autofinanziando in qualche modo. Cosa sta succedendo? Allora, occorre fare chiarezza su questo problema. Il problema Alzheimer è un problema sicuramente sanitario e la sanità deve essere gestita da un sistema sanitario. Altra cosa poi sono le politiche sociali che si occupano dell'assistenza ma non sanitaria. Ora, per una patologia così importante, chiaramente in questo nuovo stato, questo welfare state, è opportuno che da livelli centrali che poi si adottino delle politiche sanitarie e anche sociali che sempre partendo da un sistema alto poi si calino nei territori a cascata, regionali, provinciali, comunali, dei singoli territori. Io non conosco appieno quali possano essere le problematiche economiche, posso solo immaginare che in alcuni casi alcune associazioni si autofinanziano perché sicuramente le risorse a loro destinate sono notevolmente al di sotto di quelle che occorrono per gestire questa problematica importante. Però sempre nell'ambito di una chiarezza estrema nel nostro territorio, nel nostro comune, le politiche sociali fanno tanto perché nel più ampio settore, non solo dell'Alzheimer ma delle demenze in generale, nelle politiche sociali rivolte ai giovani, il nostro settore fa tanto. Probabilmente quello che manca è una vera politica sanitaria che deriva da un sistema complesso che poi determina i vari finanziamenti per singoli settori, per singole malattie, per singole patologie. Sicuramente da 15 anni a questa parte molte cose sono cambiate, sicuramente però non si è arrivato all'ottimale. Non si è arrivato all'ottimale perché dai dati che io le ho espresso si evince chiaramente quanto probabilmente questa malattia, queste patologie siano un po' sottostimate. Sono sottostimate non perché conosciute, ma sono sottostimate dal punto di vista dei finanziamenti. Però questo è un discorso complessivo, certo, che sicuramente non investe quelle che sono le mie competenze. Siamo in compagnia della dottoressa Angelica Lamberti, che è neurologa responsabile del centro diurno Alzheimer San Camillo, ma con lei vogliamo parlare poi della motivazione di questa giornata, di questa conferenza, che è l'assistenza domiciliare ai malati di demenze. Oggi si parla di domicilio, non tanto di cura. Quanto è importante andare a casa di coloro che hanno questa malattia? Allora, è fondamentale l'ambiente, il contesto in cui vive l'ammalato affetto da Alzheimer oppure da demenza,
in quanto ormai gli esperimenti di neurobiologia hanno messo in evidenza quanto l'ambiente sia in grado di modificare non solo la fisica e la chimica del cervello, ma anche la risposta dei geni all'interno delle singole cellule, così che un ambiente arricchito è in grado di attivare i geni all'interno delle cellule, modificando favorevolmente il comportamento, la memoria e l'apprendimento, mentre un ambiente povero inattiva questi geni determinando deficit cognitivi, ma non solo nell'ammalato affetto da Alzheimer, ma in tutta la famiglia. Quindi intervenire all'interno della famiglia significa modificare tutto l'ambiente, arricchendolo di stimoli che, migliorando le capacità psicofisiche dell'ammalato, migliorano anche il contesto, migliorano anche il familiare, perché un grossissimo problema non è solo l'ammalato affetto da Alzheimer all'interno della famiglia, ma anche il familiare. I familiari stessi, vivendo in uno stato di stress cronico, si ammalano. Pertanto costituire un team di operatori altamente qualificati che vanno all'interno della famiglia, dell'ambiente familiare, con l'intento di arricchire l'ambiente, istituendo un sistema di relazione con l'ammalato e con i familiari, cercando di capire quali sono le esigenze nello specifico degli uni e degli altri, è in grado non solo di mantenere a lungo quella che è la vitalità dell'ammalato di Alzheimer, ma è in grado di migliorare l'intero contesto familiare e di curare, fra virgolette, i familiari. Pertanto, come anche dal titolo, l'ambiente in questo contesto non è semplicemente un luogo, ma costituisce esso stesso una cura. Un ambiente arricchito è una cura, perché va a modificare proprio la trama del sistema nervoso, va a modificare quella che si chiama la plasticità del sistema nervoso, cioè la capacità del sistema nervoso di modificarsi fisicamente, chimicamente e anatomicamente in risposta a stimoli adeguati. Ci sono 15.000 malati in Sardegna, 5.000 nel territorio sassarese. Qualcuno ha detto, in questo caso ha detto l'assessore alle politiche per l'appunto di Sassari, il dottor Roscano, ha detto probabilmente si triplicheranno gli ammalati. Come si potrà andare di casa in casa? Mi sembra un grande lavoro questo. Allora, se anche non si potrà andare di casa in casa, intanto bisognerà diciamo, muoversi da un punto di vista politico. Questo non è il mio campo, è un lavoro che io non so fare, di cui non sono a conoscenza. Io so solo organizzare quello che può essere un team di specialisti che vanno ad operare all'interno della casa. Comunque è un grandissimo problema. E il problema non è solo andare all'interno delle famiglie, ma anche in quei casi in cui abbiamo degli ammalati fortunati, fra virgolette, che frequentano istituzioni quale il centro diurno Alzheimer, in cui vengono riabilitati a tutto tondo. Ecco, anche in quegli ammalati fortunati poi il problema è che dopo che noi creiamo un ottimo ambiente in struttura, questi ritornano nel contesto familiare dove vengono spiazzati dall'ambiente che comunque rimane modificato. Quindi come si potrà fare? Noi speriamo che qualcosa si possa fare. Nella regione Lombardia avevano già negli anni 2004-2005 istituito i cosiddetti voucher per gli ammalati affetti da demenza, che erano una sorta di buono, cioè di spendibile per avere determinati servizi a domicilio. E noi siamo lontanissimi da questa realtà. Cosa ci fai in mezzo a tutta questa gente? Sei tu che vuoi, o in fin dei conti non ti frega niente, tanti ti cercano, spiazzati da una luce senza futuro.